Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Ciao Andrea, a te la linea. Ciao Sveva, grazie. Oggi parliamo di luglio come mese diciamo più intenso dell'anno, come riti, miti, feste, richiami simbolici, canzoni. Infatti nel promo ho messo la faccia di Riccardo Del Turco, che è stato l'interprete assolutamente indimenticabile di Luglio, una canzone che uscì verso la fine degli anni 60 e fu una vera e propria folgorazione. Erano anni in cui ci si affacciava per la prima volta al mondo delle vacanze con quell'entusiasmo che era tipico del tempo e che produceva naturalmente tutto un insieme di battute, di sogni e di canzoni, appunto, fra cui sicuramente Luglio, che fu un successo strepitoso. La canzone diceva: Luglio, col bene che ti voglio. Questo incrocio fra amore e caldo estivo, ovviamente vissuto al mare, perché era il mito del momento, non era la montagna, non era il lago, era sicuramente il mare, che finalmente moltissimi dall'entroterra, sia del nord che del sud, potevano raggiungere, e fu un successo legato al disco per l'estate, dove vinse il cantante, ma certamente poi un tormentone per tutto l'anno e ricordo anche per gli anni a seguire. Ma luglio è anche la festa del Redentore a Venezia e la festa di Santa Rosalia, detta Festino, a Palermo. Due estremi d'Italia che paradossalmente vi spiegherò perché si assomigliano. Ma prima di arrivare a questo, io vi volevo parlare di una triste morte che non riguarda stavolta una persona, ma riguarda un'azienda. Oggi, proprio in questi momenti in cui noi stiamo parlando, verso le 17, chiude l'azienda Candy. Verranno prodotti in questi minuti le ultime lavatrici della sua storia. È un funerale triste, proprio per chi visse quegli anni di cui parlavo prima, gli anni 60 e inizio anni 70, come la proiezione di tanti simboli, voi direte consumistici, però vi ricordo che in quegli anni, io ero un ragazzino, l'Italia rinasceva e volgeva il suo sguardo verso il futuro. Il futuro era ben simboleggiato da alcuni elettrodomestici, tra cui ovviamente la televisione, che da lì a qualche anno sarebbe diventata a colori, e il frigorifero per stare al soggiorno, e sicuramente per andare un po' in bagno, per andare alla toilette, la lavatrice. La lavatrice è un simbolo straordinario, secondo me, che va valutato in tutte le sue caratteristiche. Alcune caratteristiche meccaniche, perché la lavatrice fa anche rumore, fa quel tipico brontolio, e quando è in azione e il rotore, si dice appunto, all'interno funziona in circolo in maniera perfetta, grazie alle alchimie legate anche proprio al materiale che viene inserito. Non sono un esperto perché non sono un casalingo, ma sicuramente anche soltanto con le orecchie si può sentire questo rumore che diventa come lo sbuffare di una locomotiva in casa. Ovviamente se si esercita questa funzione del lavare attraverso la lavatrice in orari serali o notturni o troppo mattutini, può anche effettivamente disturbare. Ma torniamo sempre a quegli anni là. La lavatrice era
veramente un toccasana per tutta una generazione di donne soprattutto, che fino a qualche anno prima erano costrette a lavare a mano tutto il bucato, e mi viene in mente qui come immagine simbolo il Brelin di Milano, cioè la nota fonte d'acqua sui Navigli a Milano, dove appunto sia uomini che donne andavano a lavare i panni. Il Brelin ora è diventato un ristorante, anche piano bar, ma quell'immagine è legata ancora al modo di pulire di tanti lustri fa. La lavatrice era già anche un primo sintomo di emancipazione della famiglia in senso lato, ma anche e soprattutto della donna, che non era più costretta, ripeto, a faticare, perché bastava, si fa per dire, bastava inserire i panni nel rotore con i dovuti accorgimenti, e non aspettare altro che diciamo tutta questa questo groviglio di meccanismi funzionasse alla perfezione per ritirare poi il bucato già bello lavato. Restava solo che stirare. Questo accompagnamento, oserei dire musicale, no? Ecco perché lo associo anche alle canzoni di luglio. Questo movimento era legato ad alcune fabbriche in Italia che generavano, che producevano, che partorivano lavatrici. Una di queste era la Candy, che dopo 80 anni di vita, perché era nata nel 45, ma la produzione intensiva di lavatrice è appunto degli anni 60, oggi chiude i battenti. Allora c'è un elemento base di tipo simbolico, ci stavo arrivando, seguitemi nel ragionamento. È qualcosa di più di un'emancipazione meccanica, di un togliersi la fatica da dosso, di non essere più costrette e costretti a faticare con le mani. È qualcosa di più, perché pensate l'evocazione psicologica e morale della lavare, cioè significa pulire. Era l'ansia tipica degli anni 60, bisognava pulire per essere puliti, per essere, dopo decenni di immaginaria anche sporcizia, non solo del corpo ma dei panni, ovviamente, che, sbagliando comunque, ma nell'interpretazione degli anni 60 si riteneva fossero stati non abbastanza puliti. Il problema era quello di renderli candidi. Ecco, sentite il collegamento con Candy, con la Y finale, che è l'azienda che oggi chiude. Candidi questi, perché bisognava presentarsi agli altri perfettamente puliti. Era, diciamo, la grande ambizione di quegli anni, per svariati motivi, sia per cancellare il passato anche politico, con tutte le sue brutture, no? Non mi riferisco soltanto al ventennio fascista, ma tante altre cose, perché c'era una proiezione cristiana e democristiana ai tempi, anche contro il comunismo. Ma questa pulizia esteriore doveva essere lo specchio della pulizia interiore di ciascuno di noi, perché comunque forte si sentiva l'esigenza di riuscire a condurre una vita di benessere e di facile esercizio, ma sempre alla luce, perché quegli anni erano così, me li ricordo da bambino e da ragazzino, alla luce della benevolenza divina, alla luce comunque del raggiungimento di un livello etico, morale in tutti i campi della vita, che fosse adeguato a quella nuova straordinaria borghesia nascente di allora.
Ecco, ricordate sempre i libri di Francesco Alberoni, Lo Stato Nascente. Allora nasceva come Stato Nascente, nasceva come battezzata da poco una nuova borghesia, che voleva essere candida, che voleva essere pulita, che voleva essere rigenerata. E la lavatrice, pur provenendo da mondi anche come modello esterni all'Italia, doveva portare l'Italia ad essere una terra abitata da una borghesia pulita, di una borghesia onesta, che certo si arricchiva, ma onestamente con una nuova fatica, che non era la fatica delle mani, ma la fatica della mente. È molto importante questo passaggio, perché io l'ho vissuto da bambino e se me lo ricordo ancora vuole dire che era pesantissimo, era importantissimo. E quindi questi elettrodomestici, stiamo parlando anche della televisione, che era la televisione molto castigata di allora, il frigorifero che ci donava sempre alimenti freschi, e poi appunto la lavatrice che permetteva appunto di andare in giro ogni giorno puliti, capite? Perché non si poteva più tollerare né una sporcizia interiore né una sporcizia esteriore, e la rapidità con cui la candi, che rimane, non vorrei oltraggiare le altre ditte, ce ne sono tante ditte, non facciamo i nomi, soprattutto nel nord Italia, ma non solo, che producevano e hanno prodotto per tanti anni lavatrici, ma sicuramente la Candy rappresentava anche per il nome la quintessenza di questo concetto fondamentale: essere puliti ogni giorno, senza più fatica fisica, ma continuando a rigenerare i propri vestiti, che certo andavano ad aumentare col tempo per la possibilità di spendere anche finalmente. Io vi ricordo che ancora nella prima parte del secolo i vestiti anche al nord duravano, non dico una vita, ma moltissimi anni. Ora era nata l'idea che i vestiti si potessero cambiare spesso, cioè nel senso di comprarne di nuove, però soprattutto anche se c'era più possibilità, tutti dovevano essere puliti. C'era anche un sistema nuovo di pulizia senza lavarli, cioè voglio dire mantenendoli comunque in uno stato di buona conservazione, che era legata ad altri marchingegni che adesso non vi sto a descrivere. Però questo concetto del lavare continuamente, quindi di presentarsi puliti, lindi, luccicanti quasi, fu un martello pneumatico per la pubblicità televisiva per tantissimi tempi. E forse questo movimento frenetico e ossessivo della pulizia si esaurì soltanto a metà degli anni 70, perché era importante appunto riuscire a costruire anche una comunità di persone pulite che avevano i vestiti sempre puliti e che quindi potevano frequentarsi in allegria, in serenità, senza destare sospetti o repulsioni da parte degli altri. Una comunità che comunque era anche una comunità urbana, perché certo le lavatrici, la posizione della Candy, adesso ci ritorniamo, è una posizione semi-urbana a Brugherio, nell'Interland milanese, tra Milano e Monza, ma è ovvio che l'utenza era soprattutto urbana, poi naturalmente si diffuse anche in tantissimi paesi, ma il fatto appunto di una società, di una comunità urbana che nonostante lo stress, nonostante il traffico, nonostante il lavoro molto pesante, riusciva sempre a mantenersi fresca, rigenerata. È fondamentale tutto questo. Ora quest'epoca è finita, ma abbiamo detto già andava declinando col tempo, ma ora quest'epoca assolutamente è finita, perché esistono altri sistemi, altri mezzi, altre forme per riuscire ad arrivare a un determinato obiettivo.
e soprattutto a partire dagli anni 80-90 si sono diffuse in contesti urbani o semiurbani moltissime lavanderie pubbliche. Perché? Perché effettivamente vedete tutti i passaggi epocali di questa incredibile storia. Alcune donne non se la sentivano più appunto di svolgere neppure, non lo sto dicendo come biasimo, cioè è legittimo, neppure questa funzione comunque ripetitiva, coercitiva del mettere i panni sporchi in lavatrice e aspettare che funzioni fino in fondo. Allora da qui il boom delle lavanderie. Ecco perché inserisco questo argomento in cultura popolare, il boom delle lavanderie pubbliche che insomma con dei prezzi ragionevoli e certo in correlazione a quello che era il boom, al boom fino ai primi anni 2000 naturalmente, poi le cose sono andate in maniera leggermente diversa e quindi erano in grado di fornire un servizio, anche perché, come tutti abbiamo osservato giustamente, alcune donne già giovani hanno scelto col passare degli anni, anche in Italia, la via del lavoro, e vi assicuro che tornare a casa dopo una giornata di lavoro e mettersi ancora a lavare, anche in quella maniera diciamo evoluta, è comunque pesante. Non parliamo del sesso maschile, che appunto compartecipava al boom delle lavanderie nella misura in cui crescevano i single maschi e anche i maschi che erano oramai adibiti all'interno della famiglia a funzioni una volta svolte dalle femmine, appunto preferivano comunque magari lavorare un po' di più, fare i famosi straordinari, no? E però portare tutto quanto lo sporco in lavanderia. Ecco, vedete come si intrecciano tantissimi motivi economici, popolareschi, di genere, no? All'interno di questa incredibile storia. L'incredibile storia della Candy, che è stata testimone e protagonista di questi anni, con la famosa famiglia Fumagalli. Anche qui Fumagalli è un nome così tipicamente lombardo, insubre e brianteo da far accapponare la pelle. Sì, perché c'era la famiglia Fumagalli dietro la Candy come grande famiglia di imprenditori in grado sempre di assicurare la volontà di portare avanti un progetto che, intendiamoci bene, questa non è una trasmissione di economia e quindi lo dico con altro tono, ma permetteva davvero a un sacco di persone e anche a molte donne di avere un lavoro sicuro. Non voglio paragonare questo tipo di lavoro che comunque è anche in parte manuale ad altri lavori e non voglio fare classifiche, però tutti i lavori sono dignitosi e come testimonia un bel servizio sul Corriere della Sera, pagine di Milano di oggi, abbiamo la testimonianza di una signora di origine siciliana che per tanti anni ha lavorato alla Candy e si è trovata benissimo. Parla di grande famiglia, la Candy è sempre stata una grande, meravigliosa famiglia, dove comunque la parola stress non è mai esistita. Poi certo bisognerebbe intervistare un numero notevole di persone, verrebbe fuori qualche difettuccio, ma è umano naturalmente. Non sono qui a fare l'apologia dell'azienda in sé, però rimane appunto questo colosso simbolico appunto della Candy come come dire, la maggiore proposta di evoluzione materiale ma anche morale della società contemporanea. Beh, voi adesso vi mettete a ridere naturalmente, no? Se tutto si riduce a un rotore che gira in continuazione per far pulizia, è ben poca cosa rispetto ai valori che noi anche metapolitici di solito insegniamo, naturalmente la libertà, l'identità, certo.
Però non dimentichiamo mai che gli strumenti tecnici, se adoperati nella maniera giusta, come nel caso della lavatrice Candy, possono aiutare a migliorare una determinata situazione. Certo non bastano, e quindi tutta questa parabola finisce oggi, perché probabilmente oggi, 30 giugno 2025, finisce un modello di società. Io oggi riflettevo, andando in giro per le strade della mia città, riflettevo sul fatto che stanno chiudendo edicole, cinema, negozi, e ci avviamo oramai a un modello completamente nuovo, ribaltato rispetto a quello degli anni 60, un modello fatto di deserto umano, dove evidentemente non c'è più bisogno del negozio, non c'è più bisogno dell'edicola, non c'è più bisogno di nessun luogo, dove una volta la gente convergeva anche per parlare assieme, per stare insieme, per comunicare, per vivere. Oramai il modello che tende a prevalere è quello appunto del chiudersi in casa munito di tutti gli strumenti comunicativi, tecnici, digitali possibili, e comunicare con tutto il mondo, ma non con la propria cittadinanza, la propria comunità. E del resto la crisi assoluta del numero di elettori che vanno a votare la dice lunga da questo stesso punto di vista. Quindi oggi finisce un mondo e ne inizia un altro, dove vedremo quali saranno i vizi e le virtù, no? Come diceva, i vizi e le virtù, come diceva il bravo Tomasi di Lampedusa. Ecco, quindi ci tenevo a fare questo de profundis sulla Candy, che in qualche modo ci ha reso candidi, o ha tentato di renderci candidi. Non so quanto candore rimane e quali sarebbero ora gli strumenti per recuperare questo candore fisico, materiale e morale che è andato effettivamente a perdersi. Adesso vorrei parlare di luglio. Luglio col bene che ti voglio, eccetera. La canzone di Del Turco, che ha avuto un enorme successo, lanciando proprio in quegli anni il benessere delle vacanze. Non la sola certamente, ma il fatto che si pigiasse sull'acceleratore di luglio e non di agosto, per me fu estremamente significativo, perché si valutò il fatto che luglio fosse un mese tendenzialmente con giornate più lunghe e forse anche calde del mese di agosto, e che agosto già annunciasse una sorta di tramonto della stagione. Mi ricordo personalmente di essere stato in vacanza a volte sia a luglio che ad agosto, e di avere misurato questo decrescente movimento del sole e del calore con quelle tristi giornate della seconda quindicina di agosto, che oramai preannunciavano, magari anche attraverso qualche pioggia, ma il tempo era diverso una volta, preannunciavano appunto l'autunno. Luglio è cantato quindi dalla musica leggera, non solo attraverso Del Turco, ma anche attraverso altre produzioni, come l'apice assoluto dell'estate, in grado, con queste giornate ancora quasi interminabili, a dare quella felicità, certo attraverso l'amore. Un amore che allora era soprattutto fedeltà, col bene che ti voglio. Quindi non era come oggi distrazione, pluralità di scelte, mondanità di occasioni, sia per l'uomo che per la donna. Certo, già dagli anni 60-70 cominciava a emergere la figura del bagnino,
seduttore per eccellenza, seduttore di donne. Mi ricordo le tematiche dell'epoca, non sta parlando Andrea Rognoni con la sua mentalità, di donne che erano ancora illibate da una parte, oppure vedasi alcuni film di allora con forte venatura popolare, diciamo, si opponevano solo in parte a queste tentazioni, godendo del fatto, scusate l'argomento, godendo del fatto che il marito era ancora in città. Ma questo rigurgito di licenza era come sotto la brace, cioè diciamo non era così evidente come oggi, vedesi il mondo dei social, ma era qualcosa che doveva sottostare proprio a quelle leggi morali di cui parlavamo prima per la Candy. Da qui una serie di contraddizioni che però rendevano ancora più, scusate, ancora più eccitante la vacanza di luglio, per tutta una serie di fattori che evidentemente avevano il mare come sfondo nella sua bellezza, nella possibilità di nuotare, di prendere il patino e andare al largo, la possibilità sia sull'Adriatico che sul Tirreno, no? E questa è cultura popolare italiana, lo ricorderemo sempre, perché non c'erano ancora allora le vacanze internazionali, c'erano vacanze, tranne qualche eccezione per l'altissima borghesia, quindi c'erano vacanze a Riccione, Rimini sull'Adriatico e a Forte dei Marmi o in Liguria sul Tirreno per quelli del nord e ovviamente come al solito coinvolgo Sveva per diciamo così il bellissimo litorale laziale che va praticamente da Civitavecchia, Fregene fino giù ad Anzio, Nettuno e Sperlonga, ma se no ovviamente qualche romano sfidava il clima più fresco, ma forse lo cercava andando in Abruzzo o nelle Marche. Poi naturalmente per il sud, perché noi non ci dimentichiamo mai del sud, chi era nell'entroterra aveva facile. Pronto? Sì, siamo quasi in pausa, aveva facile sbocco nelle coste meravigliose che voi sapete allora, prima degli anni 60, 70, 80, erano ancora quasi vergini. Allora, pausa, andiamo dopo. Andiamo dopo la pausa, Sveva. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea. Grazie. Stiamo un po' raccontando, ma non perché la cultura popolare è, come dire, adorazione del passato. La cultura popolare è ancora presente, ci sarà per sempre. Ma la ricostruzione del passato, specie del passato della nostra vita, quella che va dagli anni 60 fino agli anni 10, è fondamentale per capire proprio come in questo brodo, il brodo primordiale, ricorderete Pazzaglia e le sue performance a quelli della notte, no? In questo brodo primordiale tutto cresceva secondo una certa evoluzione. Quindi il raggiungere il mare a luglio da parte di meno persone di quelle che poi inesorabilmente e qui davanti ai vostri occhi stanno passando le immagini di quelle file interminabili di inizio agosto, perché chiudevano tutte le fabbriche, anche la Candy chiudeva all'inizio di agosto e inesorabilmente fino alla fine di agosto era chiusa, quindi era un mese nullo agosto
E questo già poneva luglio e quelli che potevano andare in giro a luglio come dei beneficiati. La cultura popolare non è una cultura che azzera, è una cultura che crea delle gerarchie, ma realistiche naturalmente, no? Quindi, ovviamente poi rimangono anche i famosi weekend che erano alla portata di tutti, weekend di luglio. Ma ad agosto chiudeva tutto, quindi le interminabili file. Ricordo un bellissimo articolo sul Corriere della Sera dove diciamo si rendeva partecipi dell'evento partenza, cioè file interminabili dove senza nessun meccanismo di raffreddamento all'interno della macchina, quindi semplicemente con i finestrini abbassati, alle 4, alle 5 del mattino. Ha scritto un bel articolo anche il caro collega di Crema, che tutti conoscono, non faccio nome, indovina indovinello, ma quel mondo dove comunque si macerava di sudore la mattina presto per raggiungere il più presto possibile, è un mondo magico che non verrà mai più nella notte dei tempi. Quindi luglio comunque per chi come me ci andava spesso e volentieri al mare al posto di agosto era riservato per un genere di piccola media borghesia del nord alla montagna, ma rigorosamente fino al 20, perché poi in montagna si metteva male quanto a freddo e a pioggia. Ma luglio era comunque davvero il mese dell'amore, delle nuove conoscenze e simpatie, della possibilità di allargare la propria cerchia di amicizie. E ragazzi, eterni ragazzi, vi ricordate le cartoline che non si mandano più? Questa è cultura popolare. Le cartoline, andavi a cercarle, facevi una cernita, facevi una selezione di tutti i negozi che vendevano le cartoline, perché avevi in mente di mandare a quelle persone care, parenti, amici e quant'altro, le cartoline migliori, non delle cartoline qualsiasi, le cartoline in bianco e nero che costavano meno, le cartoline così con dei paesaggi insignificanti. Andavi a cercare le cartoline che erano più belle. E il gusto dell'arte nasce da piccoli, guardando la natura o guardando i monumenti, guardando meglio quelle cartoline che riportavano con più fedeltà la bellezza delle cose che andavi a visitare. Mi ricordo le cartoline dedicate alla pineta di Viareggio, tra l'altro una località raggiunta anche da alcuni romani in quegli anni. Quella pineta che, ricordiamolo sempre, è una pineta farlocca perché non è naturale. Furono i medici tanti secoli fa, diciamo, a reimpiantare su uno sfondo di sottobosco non di conifere queste meravigliose conifere che oggi costituiscono la pineta della Lecciona a Viareggio o la pineta di Pietrasanta dove c'è la Versigliana. E bene, quella pineta risultava ancora più bella presa dall'alto, perché presa dal basso non era così significativa naturalmente. Noi la vedevamo in tutte le salse, in tutte le maniere, e proprio a luglio si andava con il tandem o quelle biciclette, non so se esistano ancora, a 3-4 posti, no? E risento ancora il lamento di mio cugino, tuttora vivente, che mi diceva, essendo io nel sedile posteriore: basta Andrea con le tue canzoncini, con le tue negne, ci hai rotto le scatole. Perché io cercavo
comunque di ricanticchiare proprio quelle canzoni come Luglio di Del Turco, è vero, alla mia maniera, un po' lamentosa e stonata, perché così ero e così sono. Però la felicità, capite? La felicità. Guardate, passiamo alle feste, è meglio, perché sennò ci imbastiamo di lacrime, stupide. Allora, la festa del Redentore a Venezia e la festa di Santa Rosalia detta Festino a Palermo. Perché vi porto oggi? Dunque, queste due feste sono tipiche di metà luglio, ma perché vi porto in questa ultima puntata dell'anno 2024-2025 dedicato alla cultura popolare? Perché vi porto l'esempio del Veneto e della Sicilia? Perché c'è una somiglianza, c'è una simmetria. Se voi rovesciate l'Italia e la mettete, diciamo, con il nord o la Padania in giù e in cima la Sicilia occupa il posto del Veneto. E guardate che queste due regioni sono le regioni più identitarie d'Italia, cioè sono le regioni dove si parla più la lingua locale e dove si vuole vivere anche di indipendenza. Le altre regioni possono ambire all'autonomia, non è che non sentono la loro identità, non è che non vivano, e questo è l'auspicio continuo di chi è federalista come noi, non vivano le proprie radici come uniche ed esclusive, però non sono paragonabili alla Sicilia e al Veneto. E queste due feste sono l'espressione massima dell'identità, delle radici, certamente a sfondo religioso. Piccola parentesi, avete visto cosa sta succedendo in Spagna? La cara hermana, la cara sorella Spagna, sorella dell'Italia. Sta succedendo che i cristiani, i numeri sono sempre un po' taciuti, ma si parla di mila, stanno scendendo in piazza nelle principali città e urlano: viva la Spagna cristiana e viva Spagna cristiana, non vogliamo una Spagna musulmana. È un'esplosione di rigetto nei confronti di una cultura spirituale che non è la nostra. Ebbene, chiusa parentesi. Allora, la festa del Redentore a Venezia è un inebriante gioco di luci. La sera, le barche illuminate passano in laguna, alcune risalgono il Canal Grande, ma la maggior parte rimane appunto nella zona più aperta della laguna. Sono imbarcazioni straordinarie, anche alcune storiche. È la festa del Redentore, anche qui le parole. Redentore. In nessun'altra cultura religiosa c'è questa parola. Qualcuno che redime, che riesce a redimere. E i fuochi d'artificio chiudono, ma sono i fuochi d'artificio più belli d'Italia, a Venezia, nella festa del Redentore. Viene citata anche in un libro dal nostro spesso ospite qui in radio, ma anche amico Stefano Zecchi, che in un libro racconta meravigliosamente questa festa. È un libro dedicato all'amore, ma appunto abbiamo detto luglio è il mese dell'amore. Quindi la festa del Redentore si chiude in uno sfolgorio abbacinante di luci legate ai fuochi d'artificio e in proprio in un immaginario tuffo della città nelle acque. E queste acque che certamente non sono
candide, tanto per tornare al tema di prima, ma che sono comunque le acque della comunità veneziana, no? Quindi quando poi ogni mia trasmissione concludo Venezia risorga, risorga Venezia, c'è un'assonanza tra risorgere, insorgere e redimere. Venezia deve risorgere con la sua identità, con la sua forza, con la sua cultura, con le sue tradizioni. Io non mi permetto di giudicare il matrimonio di Bezos, non sono il tipo che vede tutto il male da una parte e tutto il bene dall'altra. No, non sono il tipo io. Vedo le sfumature, cerco di capire le ragioni di qualsiasi realtà. Ma certo, Venezia, al di là di questo fatto specifico a cui abbiamo assistito, Venezia deve recuperare una forza che è la sua identità, che è la sua storia, una storia unica e miracolosa. La festa del Redentore, assistere alla festa del Redentore è l'occasione giusta per amare, per gridare il proprio amore verso Venezia. Dall'altra parte d'Italia, nel Veneto del Sud, la Sicilia, c'è Palermo. Palermo è la capitale della Sicilia. A Palermo la patrona si chiama Santa Rosalia. Santa Rosalia è stata raffigurata da moltissimi pittori. Santa Rosalia in Sicilia è una vice Madonna, vice Maria, è bellissima, ha degli occhi stupendi e fa tanti miracoli. Il miracolo più grosso è proprio il festino, cosiddetto festino, con un diminutivo che è anche un atto d'amore dei palermitani verso la loro città. E viene portata in processione la statua di Santa Rosalia. È una processione meravigliosa. Le processioni del Sud sono straordinarie. Scusate i rumori di fondo, ma è il solito tocco, diciamo così, dell'oltretomba che viene a marcare nel bene e nel male le mie trasmissioni. Cerco di chiudere la porta perché qui ovviamente gli allarmi in piena estate sono cosa abitudinaria. Si sente bene, scusa Sveva? Scusami Andrea? Pronto? Ecco, tutto bene. No, Sì, perché sì. c'era un rumore di fondo. Sì, ti sento Ecco, benissimo, tranquillo. benissimo. La festa di Santa Maria, il festino. La statua della Santa, come abbiamo detto quasi una Madonna, viene transitata, viene portata in tutte le strade del centro. Palermo, come sosteneva Filippo Daverio, è la vera capitale del Mediterraneo, una città straordinaria. Vabbè, sì, non è che lo dica io, lo sanno tutti, tenuta un po' male, ma con un potenziale di monumenti, di vie, di strade, di luoghi eccezionale. E Palermo è questo scenario, questo teatro vivente, no, dove appunto viene fatta transitare la statua in mezzo alla folla. C'è una folla in basso che prega e manda lodi a Santa Rosalia, c'è una folla in alto sui balconi. Qui vengono in mente certi romanzi di Verga anche. Non dimenticate che Verga non ha descritto soltanto Catania e il catanese, ma ha descritto anche Palermo in Mastro Don Gesualdo, perché Don Gesualdo si trasferisce poi nella residenza palermitana. E viene in mente anche il Gattopardo, che in parte è vero ambientato a Palermo. Ma dai balconi vengono gettati anche dei fiori verso Santa Rosalia e anche lì appunto si fanno delle suppliche. È molto teatrale, no? Perché abbiamo detto che queste processioni al sud non sono paragonabili alle processioni del nord, che comunque sono diminuite anche al sud, ma in ogni caso è ovvio che non c'è più quella religiosità rituale che c'era una volta, tipica della cultura popolare. Ma appunto
in quel lasso di ore in cui la statua fa il giro di tutta la città sembra rinascere, vibrare, pregare, cantare. Il festino, naturalmente. Anche qui con dei colori che sono straordinari e che non hanno bisogno dei fuochi d'artificio finale, tanto che appunto, anche se Palermo è una città sul mare come Venezia, ma diversa come collocazione, come struttura naturalmente. Non c'è la montagna come vicino a Palermo a Venezia, è più lontana, ma appunto la vicinanza di una struttura montuosa rende la città di Palermo in qualche modo più chiusa rispetto a Venezia. E in ogni caso il risuonare continuo delle preghiere, dei canti, delle lodi, di tutte le funzioni che vengono fatte rende unico questo festino. L'anno scorso è stato mandato a Palermo per officiare l'omelia della messa di Santa Rosalia a luglio niente poco di meno che il vescovo Parolin. Altro singolare legame, no, fra Veneto e Sicilia. E Parolin, con un accento che certamente non era palermitano, ha parlato al popolo siciliano ricordando appunto il valore straordinario di Santa Rosalia e di come questa città non possa mai dimenticare quelle che sono le sue radici religiose. E come ogni città naturalmente che ha il suo patrono, la sua patrona, ogni città d'Italia naturalmente, e che si trascina dietro tanti ricordi, tanti fatti, tante situazioni. Pensate che la festa di Santa Rosalia ha circa 400 anni, quindi è una festa che è stata vissuta davvero tantissime volte e che però ogni volta appare, proprio come la festa del Redentore a Venezia, assolutamente unica e inconfondibile nella passione vivente proprio della situazione che viene. L'altra grande festa è quella di Sant'Agata, ma si svolge d'inverno. Per quanto devo dire Catania è la città più calda d'Italia, quindi anche d'inverno ci sono 20 gradi, ma non è paragonabile ovviamente la festa di Sant'Agata a quelle di Santa Rosalia, al di là della tradizionale avversione fra palermitani e catanesi che si è ben espressa anche nel gioco del calcio tra rosanero palermitani e rossoblu catanesi. E qui ne approfitto per ricordare: il gioco del calcio non è interessante per il gioco stesso, che è diventato una fabbrica di miliardari fasulli e spocchiosi. È interessante perché il gioco del calcio in Italia, e l'aveva capito anche un grande linguista come Sergio Salvi, facendone un libro sui colori delle maglie, è legato alle radici di ogni città e non è campanilismo puro. E comunque, al di là di tutti gli estremismi che sono da bandire legati al calcio, le ossessioni morbose dei tifosi, rimane di valido proprio questa liaison con le radici, la propria comunità, che ovviamente viene espressa anche attraverso la maglia e i colori della squadra stessa. Ricordate, sempre tornando indietro negli anni, che si diceva quando si giocava a calcio, noi ragazzi, diciamo il difensore diceva al centromediano, all'attaccante, non fare il Venezia. A Milano si diceva così, penso che si dicesse anche in altre parti d'Italia, ma perché? Perché la nomea della squadra del Venezia, che porta i colori verde nero, era quella di un certo egoismo dei calciatori. Non so quanto fosse vero naturalmente, ma non va a detrimento della città. Ora comunque non fare il Venezia significa passa la palla. Ecco, passa la palla
perché evidentemente il gioco del calcio è un gioco collettivo. Però ecco, questo riportare il tutto continuamente a delle città, a dei campanili, a delle comunità, a dei municipi, arricchisce sicuramente per la parte che può essere appunto meno legata alla tecnica e invece più legata proprio alla popolarità e alle identità di questa meravigliosa realtà che è appunto l'Italia, che può raggiungere il suo vero destino solo attraverso la struttura federale, per vocazione, perché ogni regione è un piccolo mondo da noi, e più che in tutti gli altri stati, e quindi va assecondato questo talento, naturalmente, che è davvero eccezionale. Roma è una città che va oltre, perché vivendo di due squadre, certo ci sono anche a Milano Inter e Milan, ma Roma, tra Lazio e Roma, è forse qualcosa di più identitario, non fosse altro perché appunto Lazio ci riporta la regione, è vero, e Roma ci riporta la capitale e quindi il tifo diretto per la capitale. Ma poi in realtà questo in altra maniera esiste anche altrove, naturalmente, Genova, meglio dire Sampdoria, appunto laddove sono due parti della città che si contrastano fra di loro e via dicendo. Ma ripeto, stiamo dando queste note soltanto per avvalorare alcune intuizioni della cultura popolare, nient'altro. Luglio, finiamo questa carrellata su luglio. Si apre domani, vedremo anche se la calura persisterà in tutto il mese di luglio come è stato il mese di giugno, ma al di là insomma dell'andamento climatico, certamente è un mese da godere appieno. E quando se andate in giro per tutta l'Italia, cercate di scoprire le cose che io vi ho appena raccontato, cercate di scoprire quel monumento che non è il monumento più famoso della città, ma lo simboleggia. Faccio un esempio: Taranto. Se andate a Taranto, cercate quella colonna, è una sola, è un po' nascosta. Chiedete dove sta la colonna che rappresenta appunto la fondazione della città di Taranto da parte di Poseidone, alias Nettuno, o meglio del figlio di Nettuno e Poseidone, che viene mandato da Poseidone stesso. Taranis viene mandato a Taranto per fondare quella che doveva diventare la capitale del Mediterraneo. Prima citavo Palermo, direi che è una bella gara fra Taranto e Palermo, con questi porti che hanno molto, molto particolari, che riescono appunto a offrire tutta una serie di servizi superiori, secondo me, come struttura a tutti gli altri porti possibili e immaginabili. E Taranto è una città da scoprire, come tutte le città possibili e immaginabili. Vogliamo ritornare al nord, ma va benissimo. Ventimiglia. È stata riaperta la strada del Colle di Tenda. A me ha fatto molto piacere, ma non perché sia stato Matteo Salvini a inaugurarla, perché è una strada che io ho fatto in passato e mi è sempre piaciuta moltissimo. Si arriva da Torino o venendo da Milano si arriva anche da Asti Cuneo, si procede verso sud, Limone Piemonte, e si raggiunge il tunnel del Colle di Tenda. Lì si apre un altro mondo, che è il mondo mediterraneo, e si scende giù facilmente sia verso Nizza, per chi ama più la France, sia verso Ventimiglia. Ora,
i ventimigliesi, ecco, io parlavo di Ventimiglia, i ventimigliesi mi hanno viste negli ultimi anni di cotte e di crude, con tutto quello che è successo, con questi immigrati appunto che stazionavano, bivaccavano nel centro della città. Non è neanche una città balneare in senso più tradizionale, perché si preferisce di solito Bordighera, Sanremo, eppure Ventimiglia ha un fascino straordinario. Ventimiglia Vecchia è una delle cittadine più curiose, più stilisticamente significative della costa mediterranea. E Ventimiglia offre comunque, attraverso il nuovo porto nella zona più a ovest, una possibilità appunto di approcciare il mare che è unico nel suo genere. Non sto facendo la pubblicità di Ventimiglia, ma penso che Ventimiglia sia naturalmente abbinata a luglio. Faccio fatica a vedere la possibilità di essere felici a Ventimiglia in agosto, perché Ventimiglia è comunque una città, quindi in agosto è sovraffollata. Se voi ci andate a luglio, magari proprio passando dal Col de Tende, non fate la solita autostrada, anche da Milano, non fate, o venendo addirittura dalla Toscana, da Firenze, da Bologna, dall'Emilia, non fate la solita autostrada, arrivate fino, col tragitto che vi ho detto, al Col de Tende, visitate Briga e Tenda, dove pare sia nato perfino il Sole delle Alpi, qualcuno si ricorderà il simbolo del movimento leghista, e poi giù verso il mare, verso la possibilità di vivere a luglio giornate straordinarie come luminosità, come possibilità di scoprire appunto la vecchia Ventimiglia, che è piena di gioiellini nascosti. Mi raccomando, abbiamo finito. Grazie Sveva, grande abbraccio a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre. Ci sentiamo ancora sabato prossimo, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Stai